Proseguiamo con le premiazioni, sempre 100 farfalla, Junior nati 2001, medaglia di bronzo Alessandro Visintin, Idros 58,06, medaglia d'argento Andreas Busetto, Fondazione Bentegodi 57,01, medaglia d'oro Lorenzo Menegaldo, Idros 54,76. Prossima partenza, la seconda serie 200 farfalla assolute, la partenza in corsia 3 Beatrice Biagioni, alla 4 Francesca Gallina, alla 5 Giorgia Corsini, alla 6 Angelica D'Amelio. La prossima premiazione sarà quella dei nati 2002 e medaglia di bronzo per Sami Benomar, Idros 59,38. Medaglia d'argento Matteo Lenzi, nuoto WIS 2003 58,27. E medaglia d'oro Lorenzo Pignotti, nuoto Club Milano 57,49. Ricordo ancora in zona premiazioni Michele Lamberti, Andrea Longo, Riccardo Pini, e per i 200 farfalla ragazze Zanotti, Guatta, Di Raddo, Kowalska, De Vet e Salvato. Intanto andiamo a vedere anche cosa succede in vasca in questa prima serie dei 200 farfalla junior femminili. Siamo già ai 150 metri, in testa Anna Colombo 35,70, questa sua frazione, su Gaia Manichino 36,38, Susanna Bernasconi 38,05. Il record della manifestazione sono rispettivamente di Erminia Di Marzio, primo anno 2,19,47, Alessia Polieri, secondo anno 2,13,54. In testa in questo momento Anna Colombo, anno 2004, quindi primo anno del Gun Team in corsia 3 sulla corsia 6 Gaia Manichino, classe 2003 del Cloromania, ed è proprio Gaia Manichino che va al tocco in 2,18,78. Su Anna Colombo 2,19,48. Per solo un centesimo non arriva al record della manifestazione per Anna Colombo. E in terza posizione Benedetta Rizzi 2,21,61 alla partenza, la seconda serie 200 farfalla assoluta.